any ideas? Salve a tutti, salve, benvenuti ad un nuovo unboxing. Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo unboxing di Reni J. Oggi è 19 ottobre 2020, lunedì, sono le 18:50. Benvenuti a tutti. Opla, qualche problema col PC, vediamo un po' se c'è qualcuno collegato, vediamo un po' la dashboard. Vedo due persone su Facebook e una su Twitch. Benvenuti, spero che l'audio si senta bene, come al solito. Io non ho toccato niente, perciò lo faccio sempre di qua, le dirette unboxing, perché non tocco quasi niente tranne qualche cosettina. Come vedete ho aggiunto qualche logo, qualche slideshow, ma niente di che. Insomma, sto facendo delle prove e quindi piano piano vedremo quale sarà diciamo, il disegno. Ecco, arriva una chiamata 0685. Non ci interessa, va bene, è il bello della diretta. Ho preparato qui un adesivetto ricordo che ho trovato un po' sistemando. Guardate che bello questo adesivo preso Expo Cartoon tanti anni fa, mi pare che era il 94, una cosa del genere, sì, parecchio anni fa. Ciao Daddo. Sì, altri no, ce n'ho diversi. Allora, uno è questo, oh là là, uno è questo da sballare, guardate quanto è grosso. Allora, su questo qua così grosso, racconto un po' una cosa. Questo io l'avevo preso durante il Prime Day, cioè lo volevo prendere, non ho fatto in tempo a prenderlo, cioè ad acquistare, che stava dentro al carrello, e mi è sparito diciamo, dal carrello e non era più disponibile presso Amazon, almeno al prezzo Prime Day. E ovviamente lo vendevano dei privati diversi da Amazon a un prezzo che era quasi il doppio, quindi ho detto vabbè, lo lascio nel carrello, l'ho rimesso nel carrello. Quando sarà disponibile e se ritornerà disponibile da Amazon al prezzo Amazon, quello che è sempre stato, allora magari ci penso e lo prendo. Nel frattempo è tornato disponibile appena finito, proprio a mezzanotte, quando è finito il Prime Day, è ritornato disponibile al vecchio prezzo, che però era, diciamo, la metà di quello che si trova in giro. Allora l'ho preso, però c'era disponibilità, cioè era previsto l'arrivo tra il 30 ottobre e l'11 novembre. Vabbè, l'ho preso lo stesso, tanto lo sapete, io non vado mai di fretta, quindi non avendo fretta Ciao Congi! Video su Messenger, devo fare? Sì, Massimiliano, non ti preoccupare, benvenuto. Ciao Francesco! Non ti trovo con l'altro profilo. E che profilo stai usando? Strano, io non c'ho niente di segreto, è tutto pubblico. A me non ho bloccato nessuno, giuro. Non ho mai bloccato nessuno, né su Twitch, né su Instagram, né su Facebook, né da nessuna parte. Quindi strano Francesco che non mi trovi. Benvenuto a Francis DJ. Quando lui va online seguitelo. Lui ovviamente
è un po' come diciamo diciamo, i DJ che vanno online quando hanno un attimo di tempo, avendo pure lui famiglia, avendo pure lui un lavoro, avendo come anche lui come tutti tante altre cose da fare, quindi va online, mette la mattina la pubblicità sulla sua pagina e la sera poi lo troveremo online. Quindi continuate a seguire Striscia la diretta per quanto riguarda Francis DJ che mixa tutta la musica anni 90, mi raccomando. Mentre invece il Conte Max, Daddo DJ e Congi DJ sono diciamo i DJ del DJ's Got Talent che è andato in onda anche ieri domenica. Non l'ho potuto seguire perché lavoravo e quindi niente, ho saltato una domenica prossima lo seguirò senz'altro. Il DJ's Got Talent, quindi con i 3 DJ che ho menzionato sopra. Mi raccomando, seguiteli, loro fanno su Twitch, fanno un breve inizio su Facebook perché Facebook ultimamente è solito bloccare le dirette e quindi dà sempre un po' fastidio quando si bloccano le dirette. Francesco ha ovviato a questa cosa, diciamo parlando sopra parecchio sui brani, usando i jingle sopra che non ci stanno male. Francesco, quello che io ho sempre detto, lo vedo come DJ radiofonico perché fa delle ottime dirette e infatti c'è anche una radio che le ritrasmette poi in differita, anche se le dirette è sempre bello viverle piuttosto che vederle o sentirle in differita. E quindi niente, andiamo avanti con l'unboxing. Vi stavo dicendo di questo disco, praticamente doveva arrivare tra il 30 ottobre e l'11 novembre, invece mi è arrivato sabato mattina, lo sono andato a ritirare. Poi ci sono questo sempre con il baffo che ride, mi raccomando, 2, e poi ce n'è un altro sempre che c'è un caso strano. Questi stavano tutti insieme dentro uno stesso scatolone tipo questo, ok? Però era già aperto, ma io ho visto che c'era dentro. Qui come vedete l'adesivo è attaccato qui, mentre invece normalmente gli adesivi dei vinili diciamo imballati stanno sempre qui, ok? Stanno sempre qui. Questo non mi sembra un cartone già usato, si vede soltanto che gli si è, mentre forse lo riempivano, gli si è rotto qua, hanno attaccato l'adesivo qua e allora comunque c'è dentro la stessa cosa. Allora io direi proprio di cominciare. Ragazzi, vi dico, non c'è dance 90 trance come siamo soliti vedere, ma c'è tutto altro tipo di musica. Sì, Daddo, non mi nascondo dietro un dito, vedete? Cioè, per quanto lo posso mettere, mi vedete sempre, non mi nascondo dietro un dito su tutti i vinili. Cioè, è abbastanza facile. E quindi niente, vediamo. Questo qui già aperto, questo era già aperto, io ho visto che stava in buone condizioni il vinile. Allora, di questo io comprai all'epoca il CD. Il CD mi è piaciuto molto, non sapevo dell'esistenza del doppio vinile. Come l'ho visto, ovviamente l'ho messo nel carrello, come sapete tutta la storia, io ho il carrello pieno di vinili. Piano piano, se riesco a mettere da parte qualche euro, qualche cosa, ogni tanto prendo e me li compro e li aggiungo alla mia collezione. Allora, guardate, non si capisce ancora, non si capisce. Qualcuno fan di questo cantante già lo dovrebbe aver capito. Comunque non so se c'è qualche fan di questo cantante collegato adesso, si vede qualcosa, attenzione, guardate, e eccolo qui, è lui, Esso Ramazzotti con Dove c'è musica, eccolo qua. Questo è un doppio vinile, ti porto Dove c'è musica. Qui c'è, praticamente queste sono tutte belle, c'è Stella Gemella, Più bella cosa, l'Aurora dedicata alla figlia, cioè
È un disco questo, vabbè, che questa ristampa è del 2016, attenzione, però il disco è del 96, stiamo sempre parlando degli anni 90. Io guarda veramente pure i dischi di Eros Ramazzotti e di tutti gli altri sempre anni 90 mi piacciono. Purtroppo è così. Io sentì quasi amore, io amerò. E questo è Eros Ramazzotti con il suo Dove c'è musica, doppio vinile, guardate quanti brani, ed è molto molto bello questo veramente veramente bello. In vinile mi mancava, ce l'ho sul CD originale, ma mi mancava Dove c'è musica, ristampa abbiamo detto del 2016, Eros Ramazzotti Dove c'è musica. Ok, andiamo avanti, vediamo, questo lo leggo prima io per voi. Questo è il seguito di un unboxing che ho fatto, mi sembra la settimana scorsa. Piano piano mi vedrete sballare diversi dischi di qui. Questo è un gruppo ancora. Questo pure. Ah, bello questo. Questo è un gruppo. Allora, questo invece va totalmente aperto e quindi strappiamo la linguetta di Amazon ad apertura facilitata. Ok, vediamo come è messo. Allora, guardate, va. Ed ecco gli articolo 31. Allora, come vi ho detto io, quando uscirono negli anni 90 gli articolo 31, questi sono gli articolo 31 con Messa di Vespri, edizione limitata 2LP vinile trasparente, come vedete c'è scritto qui, ok? Allora, quando uscirono gli articoli 31 a me non piacevano tanto negli anni 90 quando uscirono, poi ho cominciato ad apprezzarli pian piano nel tempo e ovviamente poi mi sono scaricato diciamo, la discografia, basta sentirla pure su YouTube, cioè, ci sono quasi tutte le canzoni loro. E quindi ho cominciato adesso proprio, vi dirò, preferisco davvero di più la musica di quando si chiamavano Articolo 31, quindi J-Ax e DJ Jed, piuttosto che J-Ax da solo, per quanto pure J-Ax da solo ha fatto un sacco di brani, uno meglio dell'altro, attenzione, quindi non voglio dire assolutamente niente, però li preferivo quando si chiamavano Articolo 31 e quando, diciamo, J-Ax e DJ Jed cantavano insieme. Qua dentro ce ne stanno tutte, c'è Maria Maria, per esempio, Oi Maria, Voglio una lurida, ce ne stanno diverse molto, molto belle, Non ce la fai, bello, bello, questo è anche un bellissimo Ti tiro scemo, è già storia. Sono belle, insomma, i brani contenuti in questo disco sono molto molto belli. Tra l'altro come articolo 31 mi pare che hanno fatto 9 dischi, diciamo 9 LP, e quindi non c'è problema a metterli insieme tutti. Ok, questo per quanto riguarda gli articolo 31. E adesso vediamo qui dentro. Qui dentro è proprio bello il disco che sta qui dentro. Sempre parliamo di musica italiana. Ciao Pier! Benvenuto anche a te, ciao Deep, benvenuto, benvenuti a tutti, grazie di essere così tanti a seguire un unboxing. Questo lo apriamo e vi faccio vedere cosa c'è qui dentro. Qui dentro c'è un disco di un artista che secondo me non ha bisogno di presentazioni, e in Italia ce ne abbiamo tanti che non hanno bisogno di presentazioni. Questa veramente veramente è grande, è grande, è grande, è grande, e in questa compilation ha cantato un sacco di brani non suoi, però li ha ricantati lei. Non sto parlando di Cristina D'Avena, che invece ha preso gli altri artisti e gli ha fatto cantare canzoni sue. Non è Cristina D'Avena, assolutamente non è, però
è una cantante, non un cantante. Vediamo un po', vediamo un po'. Eccola qui, Gianna Nannini, Gianna Nannini, con questo doppio vinile. Questo è un doppio vinile bellissimo. Ha ricantato le canzoni, per esempio L'immensità, Il cielo in una stanza, la canzone di Marinella, C'è chi dice no di Vasco, Io che non vivo senza te, Io che amo solo te, Caruso, O sole mio, Volare nel blu dipinto di blu. Cioè, questo è un disco che bisogna averlo. Guardate, leggete i titoli. Si leggono benissimo. Questo è Italia con la H davanti, perché sono le hit italiane reinterpretate da Gianna Nannini. Cioè, veramente questo è veramente, ciao Congi, veramente un bellissimo disco da ascoltare, da mettere lì. Certo, su vinile devi andare lì, cambi lato, cambi disco, disco 1, disco 2, non è come il CD, non è come lo streaming che ti metti la tua bella playlist e te la senti, però c'ha sempre il suo fascino il vinile. Bello, bello. Gianna Nannini, Italia con l'H davanti, per mettere in risalto che sono le hit italiane ricantate da Gianna Nannini, ricantate e reinterpretate, perché sono veramente, cioè, Caruso. Ovviamente queste le trovate su YouTube tutte quante. Tra l'altro c'è pure questa copertina qui come immagine fissa sulle canzoni prese da questo, diciamo, da questo LP, perché alla fine sì è una compilation di brani, però è un LP, è un LP per quanto riguarda Gianna Nannini. Ok? E adesso è rimasto da aprire questo che io avevo comprato. Questo è del, diciamo, RSD Record Store Day del 2018, è uscito nel 2018. Io non l'ho preso perché costava pure troppo, perché piano piano stava sempre nel carrello, alla fine piano piano è arrivato il turno suo. Avrei preferito prenderlo col prezzo del Prime Day, però purtroppo, ecco, coltellino rosso, vedete? Coltellino rosso. Ok. E poi guardate Amazon, cioè scatolone immenso, e dentro c'è sempre questo, ok? Scatolone immenso, guardate, vola per terra. Allora, vediamo se dentro c'è quello che dico io. Sì. E poi bisogna vedere in che condizioni è e che numero è. Allora, che faccio? Apro? Questo fa parte delle mie passioni per quanto riguarda invece un altro gruppo che gestisco anche io, che ho creato e che sta avendo parecchi iscritti su Facebook. Allora vado, apro, apro in diretta, tac, aperto. Questo basta che vi faccio davvero vedere poco e lo riconoscete subito. Questo è un singolo vinile, secondo me già lo riconoscete da qua. Cioè, per chi se ne intende basta questo pezzettino qua per riconoscerlo. Guardate un po', indovinate, dai, ve ne faccio vedere un altro pezzettino piccolo e da quest'altra parte. Guardate. No, ma qua non si tratta di essere ricchi, si tratta di aspettare il momento giusto di comprare i dischi. Non è che uno dice ricco perché uno compra tanti vinili. Io non c'ho manco un CDJ e c'ho i CDJ dentro al carrello dal 20 settembre 2019. Il bello è che sono andato a rivedere da quel venditore dove l'ho messi nel carrello, ce l'ha ancora,
Nel frattempo gliene era arrivato, diciamo, ne aveva sballato uno per esposizione e l'aveva messo a 20 euro di meno, però quello l'ha venduto, però c'è sempre uno stock grande dei Gemini MDJ 600 che interessano a me, perché per fare quello che faccio io vanno più che bene, però devo ancora mettere i soldi da parte per quello. Certo, se continuo a spenderli nei vinili, i CDJ non mi compro mai, direste voi, vabbè, però io ecco, i vinili costano 20 euro, non ce ne vanno 400 per comprare una coppia di CDJ. Quindi, beh, i CDJ 3000 sì, se li trovo a 400 euro la coppia li prendo, senz'altro. Qua bisogna interpellare Francesco Terranova che li trova, sti CDJ 3000 a 400 euro la coppia, quello è lui che fa sti affari. Se è comprato un DJM 2000 Nexus 2, si è noi gli avrà dato 50 euro per quel DJM 2000 Nexus 2. Quindi voglio dire, no, se mi arrivano a me i CDJ 3000, i Pioneer, perché no? 400 euro la coppia, eh? No, singolo è inutile. Quindi la coppia 400 euro, i 3000 ci si può fare un pensierino, dai. Però per quanto pure, non so se ancora c'è Conci, pure i Denon Motorized non so male, eh. Bisogna. Vabbè, io qua vi apro un altro po', vai, che qua c'è sta pure il numero, ci dovrebbe essere scritto. Vediamo un po'. Dai, dai, su che l'avete indovinato tutti questo qual è, dai, dai, si capisce. Allora, vi do un altro indizio. 2 settimane fa Congi ha usato questa musica per iniziare la sua diretta. Io c'ero collegato e ha messo praticamente, diciamo, le immagini di quello che c'è qui dentro. Lo faccio vedere così, lo faccio vedere così. Il grande Congi. Poi tra l'altro non so neanche se l'ha fatto lui il remix con cui ha iniziato la sua diretta, eh. Io ve lo dirò un po' più fuori, eccolo qui. Mo' si è capito che è un cartone animato, su. Dippi ancora sta cercando un CDJ che sia economico perché a lui non gli interessa di fare il DJ, però che abbia l'uscita SPDIF, digitale, coassiale o analogica o digitale ottica. Quindi, cioè, se si riesce a trovare un coccio del CDJ nuovo, ovviamente, che legga anche i CD, perché purtroppo ultimamente qui i CD non li legge manco il CDJ 3000 più oramai, eh, però che ci abbia l'uscita ottica, ben venga, sia coassiale che SPDIF con la fibra. Va bene, va, eccolo qua, non vi faccio aspettare oltre, è imballato come avevano detto. Ammazza, il numero è scritto a cavolo fiore, 500 di 3000. Ah no, è aperto comunque pure questo, vabbè, perché hanno dovuto scrivere, questo è scritto a penna, ecco perché è aperto. Comunque il 500 di 3000 UFO Robot Goldrake, eccolo qua, Record Store Day, 40° anniversario vinile colorato. Il bollino si ha e sta sulla custodia proprio, quindi si va a pensare che il disco dentro, ammazza, per levarlo da qua dentro, questa è un'impresa titanica. Noi lo rompiamo subito, lo rimandiamo indietro. Scherzo. Allora, pure il bollino questo qua, Record Store Day, 40° anniversario. Niente, questo è complicato da levare da qui dentro. Pure il poster, sennò qua si rompe tutto. Ah, tra l'altro c'è, mica riesco a capire come è fatto sto disco. Ma bello è bello, ma non ho capito come è fatto. Caspiterina ladra. E quando lo richiudo io questo, Johnny?
Allora, innanzitutto questo è bello perché ci stanno le parole di tutte le canzoni. Io questo non l'avevo mai visto, ammazza, bello però. Poi ci stanno le parole di tutte le canzoni, dentro il vinile è rosato, rosa, e poi l'hanno messo qua dentro a sto coso enorme, eccolo qua, e poi alla fine è numerato il poster. Guardate che anima dei poster. Questo è un poster, un metro di poster, sì, è un metro, è un poster di un metro. Pensa un po' te che si sono inventati. Io avevo letto che c'era un poster, ma non pensavo che era così grande e che soprattutto questo numero, cioè il retro della copertina, era il poster. Mo dopo ci gioco per richiuderlo questo. Vabbè, lo facciamo offline. Sì, sì, no, è bellissimo, Daddo, è proprio bello, 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 ma poi la stampa pure di questo poster è una cosa spettacolare, non è una stampa da 2 lire, eh. Cioè, io mo sto cercando di inquadrarlo senza rovinarlo troppo. Guardate che stampa. Guardate che anima di stampa. E questo è uscito nel 2018, 2 anni fa, ormai quasi vecchio. Infatti, quello che vi dicevo, si vendono i vinili, ma non è vero per niente. Questi, qui sta scritto, quanti ne hanno fatti? 3000? 3000 e ancora si trovano, ancora c'è su Amazon, ma non solo, c'è la discoteca laziale, c'è la IBS, c'è la Mondadori Store che vende pure qualche vinile, mi pare di averlo visto alla Feltrinelli, c'è là il Move On Firenze che Deepak Murti conosce bene perché ci siamo andati insieme, quindi voglio dire in giro ce ne sono ancora un sacco di copie di sto Goldrake qua. Quindi io non vorrei, ragazzi, che il vendere vinili sia solo perché io penso, almeno penso, correggetemi se sbaglio, se dico una cosa sbagliata. In Italia, visto che è ripreso il vinile e che ce l'ha, mi pare pure da MediaWorld l'ho visto questo. Comunque, stavo dicendo, in Italia tra MediaWorld, Amazon, il Move On Firenze che conosco, altri negozietti, secondo me 1 migliaio, 1500 dischi negozi di vinili ci sono, perché poi sono andato pure quest'estate dove eravamo andati che c'era pure quel negozio di vinili a Rimini, esatto, a Rimini ce n'era un altro. Comunque ci stanno, secondo me ci arriviamo a 1500 negozi di vinili. Quindi quando uno fa una addirittura limitata di 1000 copie, per esempio, e basta che li dai ai 1000 negozi di vinili, finiti i vinili e abbiamo venduti tutti. Poi non solo, ma Amazon non è che se ne prende una copia. Cioè Amazon, MediaWorld come minimo ti dice guarda io ho 500 punti vendita in Italia, mi devi dare 500 copie solo a me. Ne metto una per ogni punto vendita, cosa che quando uscì nel 2018 mi ricordo lo vidi da MediaWorld, però siccome io tra l'altro ho l'originale del 78 mi pare che è dopo, va bene, senza neanche che lo prendo, l'originale che uscì nel 78, però ho perso la copertina, ero piccolo, magari ce l'avevo disegnata sopra, l'ho strappata, non mi ricordo, c'ho l'originale senza copertina, ok? Quindi questo l'ho preso pure per avere la copertina, che io ve lo dico sempre, avere un vinile è pure bello perché c'hai, ecco, per esempio la copertina grossa con tutti scritti i titoli. Allora, la volta scorsa ho paragonato con una cassetta che è molto piccola rispetto al vinile, ma facciamo un paragone. Aspettate, arrivo subito, non me ne sono andato. Non me ne sono andato. Ecco, facciamo un paragone pure con questi. Che ne so, questo è un CD, i Queen, però stiamo sempre, cioè per quanto qua dentro ci puoi mettere un volumetto, una cosa, questo è più bello, dai, cioè parliamo se chiaro. Io ce n'ho di roba bella, questo è Dreamland, Robert Miles, comprato all'epoca, questo è originale dell'epoca, non è ricomprato adesso, infatti si vede che è usato, ha preso pure un po' d'acqua qui, c'è un segno d'acqua, c'ha 30 anni, DBX Records, però ritorniamo sempre a paragonare una cosa che non so paragonare.
dai. E questo, pure questo io l'ho comprato all'epoca, io questo c'ho il picture disc originale dell'epoca che ho visto che ha raggiunto un prezzo enorme. C'è gente pazza che se lo vende a 500 euro il picture disc. Quella che ha il cartone 3D che si monta e diventa, diciamo, tu ci puoi mettere il vinile e diventa tutto in 3D, cioè lo vedi in 3D montando quel cartone. Questo è il CD originale dell'epoca di quando uscì, vabbè. E niente, adesso è riuscito, la donna del sogno del grande incubo non si trova più, io ce l'ho nel carrello di Amazon perché diversamente da queste versioni dell'epoca, da quella che c'ho io in picture disc, hanno fatto un bel picture disc, però sul volume 2 ci sono tutti dei remix, che il volume 2 è un altro picture disc bello disegnato con alcuni remix diciamo più moderni di alcuni brani che stanno lì dentro, e quindi magari varrebbe la pena, certo non ai prezzi che sparano adesso, 80 euro, 90 euro un picture disc doppio, no, vale la pena i prezzi che io sto pagando quest'altri, ma dico per una coppia di vinili, quindi per due, quelli che vi ho fatto vedere sono tutte coppie, ma massimo proprio 30 euro, meglio sarebbe 25, 20, come vi ho detto sui vinili nuovi ci si possono spendere dei soldini in più. Questo siamo al limite perché 2018 per me, io l'ho comprato nuovo da un negozio, Amazon è un negozio, per quanto ha cominciato pure a vendere usato, quindi ci trovate un sacco di vinili usati anche su Amazon, però sono diciamo rivenditori fuori da Amazon che vendono, Amazon non vende roba usata. Però c'ha dentro dei rivenditori che hanno dei dischi, dei vinili, della roba usata e quindi li trovate. Comunque quello che vi dicevo, per una cosa nuova, quindi per una stampa nuova, che hanno dovuto ristampare le grafiche, tutto, che c'è un lavoro dietro, no? Che non è mai stato pagato su quel vinile, allora uno ci sta che lo paga per nuovo, ma come vi ho sempre detto, i vinili usati massimo un euro l'uno, un euro e mezzo. A me adesso, anzi da settembre ad adesso mi sono arrivate talmente tante offerte di vinili a 80 centesimi l'uno, perché lo sanno che io faccio dirette unboxing, pensano che io sono sempre interessato, mi mandano messaggi privati, stock di vinili, 80 vinili, 50 euro compresi di spedizione, cose di questo genere, però poi bisogna pure vedere, io adesso in questo periodo mi sto dedicando ad acquistare vinili nuovi e quindi me li scelgo uno ad uno. Adesso i prossimi sono altri due vinili molto molto belli, due chicche, una meglio dell'altra, e quindi però bisogna aspettare piano piano, non ci corre dietro nessuno, insomma c'è tanto tempo, quindi voglio dire con calma si fa tutto. Sì, la confezione era stupenda, prossimo obiettivo 6.000 vinili, tutti belli archiviati, invece prossimo obiettivo cominciare a fare qualche diretta musicale, diciamo più su Twitch, però ogni tanto con Restream io clicco, dove va in diretta, non mi interessa. Mi pare su Twitch, su Facebook e su YouTube, mi pare che sto su tutte e tre sto. Vedo che Danilo e Deepak stanno su Facebook, Pierre invece sta su Twitch. Bene, gli altri non lo so dove stanno. Vedi, così con la chat così poi è bella la Restream chat perché vi riunisce tutti quanti come se state tutti insieme sullo stesso canale, no? Quindi vabbè, detto questo, allora, prima cosa seguite l'amico Deepak perché tutte le sue produzioni sono degne di essere ascoltate, ma non una sola volta, più e più volte. Io incito sempre a comprare la musica originale sui canali digitali dedicati. Ci sono se no piattaforme di streaming. Margherita, come si chiama quella che usi tu per sentire la musica? No, vabbè, a parte Amazon Music, Spotify, non mi viene, io purtroppo con la memoria l'altro giorno non mi ricordavo il Conte Max DJ, ho fatto le mie scuse già sul gruppo, e quindi niente, praticamente mi scorro quello che stavo dicendo. Allora seguite Deepak Murti,
con la sua stupenda musica. Se potete acquistatela originale, altrimenti sentitela su Spotify o anche su YouTube, sui suoi canali ci sono tutti i remix e tutte le versioni di tutti i suoi brani. Guardate, dedicategli parecchio tempo, Aurora Polaris, bellissimo, Sunrise, ma sono tutte belle, è inutile stare qui a menzionarle tutte. Tra le mie dirette ce n'è una dedicata praticamente alle sue produzioni che sono uscite su vinile, perché noi aspettiamo sempre, grande Deep, altri vinili che tu hai lasciato indietro, mi sembra Far From Home, se non sbaglio, sta indietro per la produzione, cioè per la stampa su vinile, per essere prodotta in vinile. Comunque piano piano usciranno qualche altro brano dell'amico Deep. Seguite sempre Congi DJ sui suoi canali, perché lui, oltre a far parte del DJ's Got Talent, fa anche delle dirette, diciamo, da solo o con qualche ospite. Quindi continuate a seguire Congi DJ e gli altri DJ nel DJ's Got Talent, che dovrebbe essere tornato ad essere un appuntamento domenicale della domenica sera, diciamo tutte le domeniche, quando ovviamente possono, perché tutti quanti abbiamo, chi il nostro lavoro, chi la nostra famiglia, i figli, le attività, insomma, ci sono una marea di impedimenti. Io purtroppo riesco a seguire quindicinale, quindi ogni 2 domeniche, vedete, Pierre mi conferma che ogni 2 domeniche, però scommetto che nella domenica vuota il Congi DJ ci si intrufola e fa la diretta sua, diciamo in solitaria, quella con tutti, diciamo, i cartoni animati, se vogliamo cartoni animati, perché lì ci può mettere di tutto. Lui, diciamo, sta sfruttando al meglio le potenzialità di Twitch, quindi ha messo la possibilità di lanciare le jingle o dei suoni o delle voci direttamente agli utenti collegati, ha messo le lirazze che possono essere accumulate, diciamo sta sfruttando e sta coinvolgendo il più possibile il pubblico che lo guarda tramite la chat, o anche tramite tutti questi plugin che mette a disposizione Twitch e che su Facebook mancano, perché essendo Facebook un social network non nato per le dirette come invece Twitch ti mette poi piano piano che cresci come followers, e infatti è qui che vi dico mettete il follow su Twitch, registratevi su Twitch, andate a cercare Congi DJ e seguite anche il DJ's Got Talent che ha una pagina tutta sua su Twitch. Comunque seguite su Twitch, io anche ci sto su Twitch, ma ovviamente se mi state seguendo già lo sapete. Ultima cosa prima di salutarci, io ho sempre la mia pagina Mixcloud, il mio canale Mixcloud, pieno di compilation dove trovate musica dagli anni 80, ho messo pure qualcosa degli anni 70, fino alla fine degli anni 90. Lì ci sono tutti i festival bar, sono riuscito a pubblicarli tutti, quindi dal primo che mi pare che era del 78 fino all'ultimo del 2005, non mi ricordo quando chiuse il festival bar, comunque nella prima metà degli anni 2000 hanno fatto l'ultimo festival bar, e lì ci sono tutte le compilation, comprese quelle blu, quella rossa, negli anni 90 che andavano tanto, il festival bar ha raggiunto il suo apice, usciva una compilation blu, la compilation rossa, poi la compilation top del festival bar, lì io l'ho messe tutte, almeno mi sembra, mi sono confrontato un po' pure col sito, con Wikipedia eccetera, mi sembra di averle messe tutte, quindi www.mixcloud.com/Renato De Vita. Su questo canale trovate oltre 600 e passa pubblicazioni, c'è anche qualche cosa dell'amico Francis DJ, mano a mano che lui mi dà la possibilità, mi dice sì, pubblicalo, io qualcosa pubblico pure suo, e così faccio conoscere, perché lì c'ho diverse persone che mi seguono, anche se ultimamente per motivi di lavoro non riesco a pubblicare tanto e a dedicarmici di più, anche se vorrei, perché compilation ce ne sono tante da pubblicare ancora, soprattutto anni 90
e anni 80. Detto questo, niente, non mi rimane che salutarvi. Volevo fare un riepilogo di quello che abbiamo sballato, ma vi faccio vedere solo questi tre perché questo Regoldrick con questo poster è complicatissimo da richiudere. Quindi abbiamo visto Italia di Gianna Nannini, che sono tutte le canzoni dei grandi cantautori italiani ricantate da Gianna Nannini. Poi c'è gli Articolo 31, Messa di Vespri. Questo è un bellissimo disco degli Articolo 31, eccolo qui, bellissimo, edizione limitata, vinili trasparenti. E c'è Dove c'è musica di Eros Ramazzotti, e io negli anni 80-90 ero un fan proprio di Eros. Tra l'altro un disco che sto aspettando di trovare da un fornitore Discogs che mi è piaciuto tanto, Eros in Concert, che ho il doppio CD, però mi sarebbe piaciuto proprio su vinile quando uscì, che era un concerto che lui ha fatto tra Roma e Milano, prima anni 90, bellissimo. Ciao Ivano, benvenuto, siamo in chiusura, ho fatto vedere un po' di vinili che ho aperto. Guarda, guarda, l'ultimo che ho aperto, oramai chiudo così, eccolo qua, è sto papà di Atlas UFO Robot, cantato da Actarus, con un poster che non finisce più. Scusate, mi metto così. Ci sta nel filo della cuffia, sì. Ok, adesso l'obiettivo principale è fare una diretta da giù con i giradischi, in modo da sentire qualche brano, anche se non mi ci metto io a mixare perché non ho tempo di sentire prima i vinili. Se gradite stare con me, io metto i brani così e ce li ascoltiamo insieme, li mischio un po', ma senza stare attento a mixare, a fare, perché non ho tempo di sentirli prima. Quindi vado giù, li metto così come stanno e ce li sentiamo insieme, li commentiamo, magari voi scrivete e li commentiamo insieme, va bene? Detto questo, auguro a tutti, sono le 19:31, vi ho rubato anche troppo tempo, 19 ottobre 2020, lunedì. Vi do appuntamento al prossimo unboxing, non so quando lo faccio perché io ovviamente diciamo quando ho la possibilità faccio un acquisto, e poi mi fa piacere, diciamo, sballare questi vinili, ma non solo vinili, avete visto anche puntine, altre volte ho sballato degli amplificatori, ho fatto unboxing di tutti i tipi, diciamo, quindi non è solo vinili. Può capitare un po' di tutto. Mi sembra che fece l'unboxing di pennette che ho qui aperte, pennette USB, un po' di tutto, diciamo, sì sì. Ok? Allora, buona serata a tutti, buona cena per chi si accinge ad andare a cena, e ci vediamo al prossimo unboxing di Reni J. Un saluto a tutti, grazie di avermi seguito.